Ma ciao a tutti amici da Napoliello87. Intanto vi invito a iscrivervi al canale chi non è iscritto, lasciare un bel mi piace, condividere come sempre il video e attivare la campanellina per restare sempre aggiornato con i video di Napoliello. Allora passiamo al video subito. Allan che va all'Everton per 25 milioni più 5 di bonus. Ragazzi, cosa ne penso? Secondo me svenduto Allan, perché si parlava di 40-50 milioni inizialmente. È vero, poi non ha giocato, non ha avuto più lo spazio che era abituato ad avere con Sarri, con Ancelotti. Veramente sì, ha cominciato titolare, poi ha perso fiducia quando è arrivato Gattuso, perché Gattuso non l'ha considerato nei suoi piani, nella gestione, nella sua tattica, nei suoi schemi. Sappiamo a Gattuso che serve un giocatore che sa fare da mediano avanti la difesa, sì, come Allan che sa recuperare i palloni, ma allo stesso tempo sa fare il regista, sa smistare il pallone a destra e a sinistra, cioè cosa che Allan non sa fare. Sappiamo che il forte di Allan è recuperare i palloni. È stato uno dei migliori in questi anni del Napoli, veramente un pitbull. Aggrediva ogni avversario, ragazzi, e prendeva sempre il pallone. Che lo diciamo a fare? È stato un grande giocatore per il Napoli. Questi anni dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto, però è finita un'era pure per Allan. Allan non è più lui. Il Napoli ne può fare almeno, perché, come ripeto, il Napoli ha bisogno di altri tipi di giocatori. Gattuso ha bisogno di un altro tipo di giocatore lì a centrocampo, in mediana e regia, no? Deve sapere fare il doppio ruolo, cosa che Allan non sa fare. Forte, ma non sa fare quello lì. Il Napoli ha trovato Demme e Lobotka a gennaio, due giocatori ottimi direi, però nel mercato di gennaio, attenzione, il Napoli potrebbe prendere qualcosa di meglio secondo me, perché sul mercato ci sono giocatori potenzialmente secondo me ancora più forti di Demme e Lobotka. Il Napoli non si deve accontentare di quello che ha in rosa, perché ora che hai svenduto Allan, perché si parlava di una cifra appunto di 40-50 milioni, l'hai venduto a 25 più 5 di bonus, che è arrivabile a 30 milioni, ragazzi. Sono pochi secondo me. È vero, non ha giocato più con Gattuso, con Ancelotti sì, era al centro del progetto, giocava titolare, con Gattuso ha perso appunto per colpa del modulo di Gattuso che gioca con il mediano avanti la difesa, cosa che non poteva fare Allan. Però mi aspettavo una cifra importante, non 30 milioni, mi aspettavo almeno un quarantino. Però è giusto così, perché se un giocatore non gioca nel mercato viene svalutato, è normale, no? Però il Napoli non può accontentarsi dei giocatori che ha in rosa, tipo Lobotka, Demme, che Demme va pure bene, no? Poi c'è Zielinski, Fabio Arruzzi che sono titolari, però io sto parlando del ruolo di mediano e regia, che ci sono Lobotka e Demme. Dall'altra parte c'era un Allan che ormai non lo facevi giocare più, perché poi c'hai Elmas che lo puoi inserire comunque al posto di Fabio Arruzzi o Zielinski, oppure in fase offensiva come esterno offensivo. Cioè Allan fai fatica a trovargli il posto in questo Napoli, nel Napoli di Gattuso. E io sarei tentato, perché se va via, ovviamente se va via Allan devi prenderlo un altro centrocampista. Non puoi stare così a rischio con una rosa stretta. Ti serve il centrocampista in più. E il Napoli deve puntare, secondo me. Ci sono due profili che secondo me sono forti per il Napoli. Veretù, che già il Napoli c'era sopra, cioè con i soldi della cessione di Allan un pensiero a Veretù ce lo farei. La Roma, come state vedendo, è diventato un mercato per tutte le squadre, ragazzi. Ha venduto Kolarov all'Inter, ha venduto Dzeko alla Juve. Che vuoi, che se il Napoli gli mette 25 milioni sul piattino, anzi 30 per Veretù, la Roma non cede, ci sta che cede. Anche se hanno fatto sapere che di Veretù difficilmente si vada a trattare, però mai dire mai, ragazzi. Intanto per Milik sta per arrivare anche Under, questione di tempo. Io farei questo tentativo verso Veretù. Altra scelta per il Napoli, secondo me ottimale, è Torreira. Ve lo ricordate? Ex Samp, ha giocato con l'Arsenal, ha trovato poco spazio con l'Arsenal, mentre il Napoli già lo voleva. Vi ricordate che già lo voleva? Però l'Arsenal alla fine ha offerto di più e ha chiuso per Torreira. Il Napoli ha dovuto affrettarsi per prendere qualcuno che era libero, tipo Demme, che con la sua volontà è andato al Napoli, e Lobotka che il Napoli già ce l'aveva in lista trattative.
Però io un pensierino a questi due nomi ce li farei. Prima di tutto su Veretù, un giocatore che mi piace, un debole per Veretù, un giocatore abbastanza completo, un giocatore che ha un'ottima visione di gioco, può fare appunto regista e mediano avanti la difesa, un giocatore utile per Gattuso. E Veretù, oltre ad avere la visione di gioco, sa difendere, sa rubare palla ed ha anche un bel tiro da fuori area, oltre a saper tirare i calci di rigore. Torreira, altro giocatore interessante, un giocatore alla Allan che sa recuperare il pallone, però ad ottime visioni di gioco anche lui, e poi ha un bel tiro da fuori area e sa tirare le punizioni, ragazzi. Sono due giocatori che farebbero al caso di questo Napoli. Dispiace per Allan, per come è avvenuta la cessione, però ragazzi, era da tempo che c'era nell'area la cessione di Allan. Sappiamo, fa male perdere un giocatore così importante per il Napoli, però lo era prima importante, ora non era più nessuno per il Napoli, l'abbiamo visto. Dispiace dirlo, ma Allan stava facendo la muffa in panchina, ragazzi, entrava così, non dava nemmeno più una mano alla squadra perché non rientrava nei schemi di Gattuso, ma anche lui aveva perso lo stimolo, anche lui voleva cambiare area. E sicché è meglio dell'Everton dove poteva andare. Ancelotti l'ha voluto a tutti i costi. Lo stesso Allan è contento di andare alla corte di Ancelotti perché comunque con Ancelotti si è trovato bene. È bene così, si chiude così per Allan, però male il fatto dei soldi perché abbiamo incassato poco dalla cessione di Allan, 30 milioni con il bonus compreso, ragazzi, sono pochi. Io spero che il Napoli, che De Laurentiis, giunto lì la società, prenda questi soldi, investe su un profilo come Veretù o Torreira. Fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici, venite sotto il video di Napoliello87, iscrivetevi al canale, ma soprattutto attivate la campanellina. E niente ragazzi, Allan Allan alla fine va all'Everton. E noi ci abbiamo accattato qualcuno, ma no il giocatore alla Lobotto, perché quando è entrato veramente mi sembrava una vodka. Buona serata a tutti amici, da Napoliello 87 e forza Napolese.